Euroregione.news. 150 anni di ASU, festeggiamenti emozionanti. Una serata all'insegna delle emozioni ha aperto i festeggiamenti per i 150 anni di ASU, Associazione Sportiva Udinese. Il presidente Alessandro Nutta ha accolto le autorità politiche e dello sport. Sì, siamo molto contenti di festeggiare in questa splendida cornice del nostro impianto i primi 150 anni dell'Associazione Sportiva Udinese. Sicuramente la tappa fondamentale è stato l'atto costitutivo del 1875 e poi tutta l'attività dell'Associazione Sportiva Udinese si è dispiegata in questi 50 anni con sole 2 interruzioni delle 2 grandi guerre. Per il resto l'Associazione Sportiva Udinese è sempre rimasta radicata nella città di Udine e ogni famiglia della città di Udine di fatto ha frequentato in qualche modo, nei modi più disparati, l'Associazione Sportiva Udinese. Ma la soddisfazione maggiore è quella di aver dato continuità alla pratica dello sport a Udine e poi di essere cresciuti nel tempo in modo costante fino poi ad arrivare ai numeri di adesso che contano 2280 tesserati, di cui 1850 praticanti. I risultati agonistici sono sempre stati un po' il fiore all'occhiello dell'Associazione Sportiva Udinese, sia con la scherma che ha prodotto talenti che poi nella loro carriera hanno vinto le Olimpiadi, come Giulia Rizzi e Margherita Grambassi, e adesso ci sono nuove leve che stanno crescendo e ci danno enormi soddisfazioni. Onestamente noi siamo ottimisti per il futuro, grazie al fatto che possiamo lavorare in questo meraviglioso impianto di cui riusciamo a sfruttare tutte le peculiarità. All'interno dell'Associazione Sportiva Udinese da pochi anni è nato il progetto A Proprio Agio, che prevede l'inserimento di atleti con le diverse disabilità, prevede un inserimento in gruppo qualora sia possibile, oppure in un lavoro 1 a 1 qualora le necessità di tipo fisico e di tipo intellettivo lo prevedano. 150 anni è una tappa molto importante per una realtà udinese che ha fatto parlare di Udine nel territorio nazionale e internazionale. 150 anni che rappresentano un modello anche da replicare in giro per il mondo, è un orgoglio tutto udinese che ha saputo, come dire, lavorare al meglio per consolidarsi, per raccontare storie, per raccontare la nostra cultura, la nostra identità in un territorio che è variato nel tempo, che però ha saputo conservare quelle sacche di privilegio dettate dalla volontà di persone che hanno saputo nel tempo come dire, consolidare una realtà importante come questa. Quindi oggi siamo a rappresentare l'orgoglio del nostro Friuli, della nostra regione, della nostra città. Abbiamo fatto un lavoro assieme al Presidente, assieme a tutti coloro che collaborano in questa splendida realtà per consentirgli un radicamento maggiore, ma soprattutto anche un ampliamento. Quindi insomma, grazie al lavoro di molte persone siamo riusciti a stilare un contratto che consente un ampliamento della palestra per avere un raggruppamento maggiore di persone, di risorse che consentano come dire, una maggiore opportunità per questa città, una maggiore opportunità per questa associazione e anche per questo territorio. Una cosa banale ma non scontata, nella narrazione banale ma non scontata nella fattività, insomma, che è dovuta grazie al Presidente Nutta, ma grazie anche a tutti coloro che lavorano in questa realtà straordinaria, che è un orgoglio nostro e diventa una passione della nostra comunità. Sicuramente l'attenzione forte che hanno per l'accessibilità, per l'inclusione e soprattutto per far sì che chiunque possa praticare lo sport. In questi ultimi anni veramente stanno facendo qualcosa di fantastico. Anche noi come associazione Io Ci Vado, quando veniamo chiamati, siamo felici di collaborare con loro per dare il nostro piccolo contributo. Però stanno lavorando veramente bene, tante persone con disabilità potranno avvicinarsi al mondo dello sport. Una cosa bellissima che è in partenza, so che faranno, è anche il corso per i tecnici, quindi per insegnare alle persone a lavorare con persone con disabilità, anche questo è molto, molto importante, quindi avanti così per i prossimi 150 anni. Sono stati capaci nel tempo, per la storia che in parte conosco, di superare tutte le avversità che in particolare questa nostra regione, il Friuli, la Venezia Giulia, ha avuto nel secolo breve. Quindi sono contento di rappresentare il mondo dello sport regionale a questa bella iniziativa.
Veniamo da un 2024, se mi permetti, strepitoso sia per la partecipazione alle Olimpiadi e Paralimpiadi, perché per me sono tutti atleti. Abbiamo portato a casa 7 medaglie, mi sembra per una regione di 1 milione di abitanti tanta roba, come si dice, ma quello che è più importante è che nonostante la riforma, le preoccupazioni che sono in giro, anche il tessuto associativo, che secondo me è quello più importante, tiene ancora. Io mi auguro che qualcuno in alto a Roma capisca le stronzate che hanno fatto e quindi insomma faccia qualche modifica a questa pseudo legge di riforma, ma non solo, ci dica qual è il modello di sport che la politica ha in testa. Noi abbiamo lo sport che conosciamo, abbiamo vissuto per tutta la vita. Se quello si sta cambiando, ci dovrebbero dire dove vogliono arrivare. È una cosa eccezionale, c'è una storia dietro che parla da sola, non c'è bisogno di parlare. Cosa vuoi dire? Un'associazione sportiva con tanti iscritti, tanti tesserati, con diverse collaborazioni con enti di promozione sportiva e con federazioni sportive, con tante attività a livello promozionale amatoriale e attività agonistica, con sperimentazioni sull'inclusione dei ragazzi. Siamo al top del top del top, che dobbiamo dire? Non so cos'altro potrei dire, sinceramente. 150 anni non si vedono perché abbiamo già assistito agli eventi che ha organizzato l'ASU e abbiamo avuto un attore che ha simulato appunto un discorso di 150 anni fa, è stato molto interessante. Poi abbiamo avuto la testimonianza di uno schermista appunto che fa scherm diciamo in carrozzina e quindi è stato un discorso molto toccante e ci ha fatto capire quanto sia importante appunto per chi ha dell'handicap avere l'opportunità di fare queste attività. E infine un'aspirante maestra che ha raccontato il valore dello sport e quindi un modo di vivere oggi, 150 anni dopo, in maniera estremamente vorrei dire futurista, quindi 150 anni all'indietro ma capace di vivere un presente intenso, vero, e con la convinzione che lo sport sia una grande palestra di vita per i giovani, ma non solo per quelli. La città di Udine è una città che voglio ricordare prima in Italia per impianti sportivi, forse è il risultato di investimenti fatti a partire dai tempi del post-terremoto e quindi è una grande opportunità per tutti i ragazzi e le ragazze del nostro Friuli. E avremo la partita della Supercoppa ad agosto, che anche quella nasce dal fatto che abbiamo una grande società che è l'Udinese, che porta il nome della città in tutto il mondo. E il merito è anche della partita Italia-Israele che è stata giocata senza alcun incidente in questa città e quindi ha convinto la Federazione Internazionale che Udine era una buona sede per fare una partita importantissima come è la finalissima di Supercoppa e quindi è la prova provata che Udine con le sue società sportive e con le strutture che ha è sicuramente proiettata in un futuro europeo. È un traguardo prestigioso, un compleanno importante, sono stati 150 anni in cui questa realtà è sempre stata presente nel mondo sportivo della città e del Friuli, un grande passato ma anche un presente importante, è uno dei partner affidabili di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che è la regione che maggiormente investe in Italia in sport e lo fa proprio perché sappiamo di avere degli operatori del mondo sportivo di qualità e che permettono a migliaia di ragazzi di tutte le età di praticare le più svariate tra le discipline e che trasformano queste risorse che con cui la regione contribuisce in veri e propri investimenti. Tra questi partner affidabili un posto in primo piano anche ora lo occupa l'ASU, non a caso è beneficiaria di importanti contributi sia per la ristrutturazione e l'ampliamento della sua sede, ma anche per molte delle discipline sportive
che tuttora continua a praticare. Buon compleanno, e se c'è un grande passato c'è anche un futuro radioso che aspetta questa realtà, la sua città e il Friuli. Una realtà che ha fatto una storia importante per il Friuli Venezia Giulia, è una realtà che è ancora forte, vitale, che ha creato tantissimi campioni, ma soprattutto ancora oggi dà la possibilità a tantissimi giovani di praticare sport. È una realtà fatta di dipendenti, di collaboratori, di volontari, di tanto amore e di tanta passione. E l'esserci in questo momento è un modo anche per ringraziare tutti coloro che hanno scritto tutte queste pagine di storia. Il presidente attuale, il direttore attuale, l'attuale società, ma anche tutti coloro che in questi 150 anni hanno dato il loro contributo. Senza dimenticare gli atleti, le atlete, che hanno raggiunto molto spesso anche dei risultati enormi dal punto di vista sportivo, ma anche le famiglie, perché dietro poi a questi giovani ragazzi e queste giovani ragazze ci sono i genitori che stanno loro vicino, che li supportano, li aiutano e fanno in modo che attraverso una sinergia importante con la società si raggiungano questi traguardi. Quindi buon compleanno all'ASU e tanti anni ancora di storia da scrivere per il Friuli Venezia Giulia e per lo sport italiano in generale. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news